Salve a tutti, risolviamo ora un esercizio sul momento e il momento di inerzia. Quindi abbiamo un cono di raggio R e abbiamo una forza che provoca la sua rotazione. Questa forza è tangente al cono, al cilindro, scusate. Questo cilindro ha una massa di 30 kg, un raggio di 10 cm, questa forza è di 12 Newton, all'inizio non ruota, la velocità angolare iniziale è 0 e ci chiediamo dopo un tempo di 4 secondi che velocità angolare raggiunge e di quanto angolo ha ruotato. Quindi intanto ci calcoliamo il momento di questa forza, visto che è tangente al cilindro, il braccio sarà semplicemente uguale al raggio, quindi forza per il raggio, 12 newton per, sì, comunque il raggio che qua è 10 cm, dobbiamo metterlo in metri, 0,1 metri, troviamo 1,2, sì, è l'unità di misura perché newton è chilogrammo metro su secondo quadrato, moltiplichiamo ancora con metro, è chilogrammo metro al quadrato su secondo al quadrato. Il momento di inerzia di un cilindro, potete andare a guardare le tabelle, comunque l'ho spiegato anche nell'altro video dove ho spiegato la teoria di questo, è un mezzo mr al quadrato. Vabbè, un mezzo, la massa 30 kg, il raggio di nuovo prenderlo in metri, 0,1 metri, 0,1 al quadrato metri al quadrato, qua semplifico, e trovo 0,15 kg metri al quadrato. Adesso usiamo questa formula che il momento è il momento di inerzia per l'accelerazione angolare, così possiamo ottenere l'accelerazione angolare che è il momento fratto il momento di inerzia e quindi li abbiamo appena calcolati entrambi, 1,2 kg metri al quadrato su secondo al quadrato fratto 0,15 kg metri al quadrato. Andiamo a semplificare kg metri al quadrato. Qua calcoliamo il valore che viene fuori 8 e 8 su secondo al quadrato. Potreste, vista un'accelerazione angolare, potreste interpretarlo come 8 radianti su secondo al quadrato, solo che i radianti vengono tralasciati. Ok, abbiamo questa formula per trovare l'angolo, la velocità angolare iniziale più l'accelerazione angolare per il tempo, questa era 0, più 8, abbiamo appena trovato 8 su secondo al quadrato per 4 secondi, questi secondi al numeratore vanno via con uno di questi al denominatore e quindi troviamo 32 su secondo, sarebbe 32 radianti al secondo questa velocità angolare. Adesso calcoliamoci ancora l'angolo che ho compiuto, omega 0 per t più un mezzo alfa t al quadrato, omega 0 era 0, allora questo primo termine è 0, un mezzo alfa l'abbiamo trovato come 8 su secondo al quadrato. Attenzione, t al quadrato sono 16 secondi al quadrato, qua secondi al quadrato vanno via, qua anche semplifichiamo qualcosa e troviamo in realtà una cosa senza unità di misura, no? Per come l'abbiamo scritto, 64 e basta, ma è ovvio che si intendeva 64 radianti, anche perché abbiamo inserito dentro questo alfa che è 8 su secondo al quadrato, potevamo scrivere 8 radianti su secondo al quadrato, quindi qua avremo, questo è un angolo in radianti. Un'ultima cosa, anche se non era proprio richiesto, è vedere questi 64 radianti a quanti giri corrispondono. Ogni giro è 2π radianti, 360 gradi, allora facciamo la proporzione, viene circa 10, quindi ha compiuto circa 10 giri. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.